Ciao Enrica, benvenuta. Come va? Tutto bene? Ciao Lucio, ciao Giorgio, ciao a tutti ragazzi. Aspettate un attimo che sto condividendo la live anche su Instagram. Ecco, vi ritorno di audio. Ciao Christian, se ce la faccio, allora, condividi, copia link. Ciao a tutti ragazzi, per quanto riguarda il derby non saprei, anche perché non è una partita che mi interessa più di tanto. Amo il calcio, ma il derby ho questo pensiero che il derby sia soltanto quello romano, forse perché è quello che sento di più vivendo a Roma. Aspettate un attimo che... Ok. Ok, ci siamo. Oggi ce ne sono di argomenti di cui parlare. Ce ne sono veramente tanti. Troppi, mi verrebbe da dire. Ciao Matte, ciao Marco, ciao a tutti ragazzi. Ciao Mario. Allora, secondo te dobbiamo cambiare allenatore? Bella domanda, Matte. Ti rispondo con un'altra domanda, anche se non si dovrebbe fare. È il problema l'allenatore? Provo a risponderti così. O ti rispondo con un'altra domanda ancora. Cambiando l'allenatore, cambierebbe qualcosa? Sono curioso di sapere cosa mi risponderai, Matte. Non è una domanda retorica, te lo sto chiedendo veramente. Mario, cosa ne penso di Giulini? Guarda, rimani in live e vedrai che quello sarà l'argomento principale. Quindi, ciao Andre, un bacione, bentornato. Ci avremo tutta la serata per parlare dei Giulini, ma tutta proprio. Il problema sono i giocatori. Ciao Alessio, intanto posso fare anche così perché col vecchio computer non lo potevo fare, adesso lo posso fare. Ciao Matteo. Ehm, no, o meglio, sì. Ciao Roberto, ciao Asci. Io farei fuori la metà della rosa a gennaio. Mm, interessante. Non solo tu, credo. Non so se ti ha salutato, nel caso ti saluto Asci, ciao Orti, ciao Briccolo. Secondo me non cambia nulla, dobbiamo comprare giocatori per cambiare. Non solo. Briccolo, c'è poco da dire su Simeone. Simeone non voleva rimanere a Cagliari e penso che le prestazioni che stia facendo a Verona facciano capire anche che veramente non voleva rimanere a Cagliari. Non abbiamo perso il campione dei campioni, io più di tutti rosico perché io avrei continuato con Simeone, ma ha fatto bene ad andarsene sia per il Cagliari che per lui. Perché non pensate che se fosse rimasto a Cagliari Simeone avrebbe giocato così. Non ne sono proprio sicuro. Ciao Matteo, io ormai non ci credo più in una ripresa della squadra, non sono mai stato tanto rassegnato come in questa stagione. Siamo in due. Io ieri per la prima volta
ho deciso di disinteressarmi completamente della partita senza nemmeno andare a vedere gli highlights. Proprio ho ignorato totalmente il Cagliari. Per la prima volta in 25 anni, probabilmente. Mazzarri non è il problema principale, ma il modo come fa giocare la squadra non è un bel vedere e non promette nulla di buono. Troppo difensivo. E io ti rispondo, Andre, con un'altra domanda. È l'allenatore il problema? Perché sono curioso di sapere voi cosa ne pensate. Ciao Claudio, grazie a te. Grazie a te, un saluto. Hai colto in pieno il punto, secondo me, Asci. Su questo non ci piove, Roberto, su questo non ci piove. Ciao Vittorio, un abbraccio. Ciao Miro. Ciao Bacarratto, scusa. Opinione personale che non è giustificabile, la società deve fare lo stadio, non può permettersi di mantenere un profilo alto come Rosa. La Serie B ha meno spese. Vero? Ideologicamente parlando non sarebbe sbagliato come ragionamento se non fosse che la Serie B ha meno spese ma anche meno introiti. Non ha senso fare in modo che la squadra retroceda per avere meno spese per fare lo stadio. Cioè, se una persona ragiona così, mi fa dubitare anche sotto il lato imprenditoriale. Mi fa dubitare molto sotto il lato imprenditoriale. Perché a Giulini si può dire tutto, ma sotto il livello del marketing, come si chiama adesso, del branding, è sempre stato un maestro. Agire in questo modo mi fa dubitare molto, molto su di lui. Non capisco come Simeone faccia il fenomeno a Verona e da noi sbagliassi i palloni a porta vuota. Credo che potrebbe esserci anche un problema di spogliatoio. Potrebbe. Purtroppo sono dinamiche che non scopriremo mai. Perché giusto o sbagliato che sia, ciò che accade nello spogliatoio rimane nello spogliatoio. Quindi potrebbe esserci anche questa come causa del suo rendimento non così ottimo in quel di Cagliari. Ciao Dreamcatcher. Dobbiamo prendere giovani non vecchi come Strootman, Gonine che tra un po' non rimangono neanche in piedi. Altro argomento molto interessante. Qua ci sarebbe da dire tutto e ci sarebbe da dire niente. Oggi vi leggo e un po' e poi vi dirò la mia. Tra un commento e l'altro vi dirò la mia. Cosa ne pensi dello stadio? Chiede Marco. Cosa pensare dello stadio? Io penso che si chiacchiera tanto, ma di risultati poco. E per quanto riguarda lo stadio, mi devo stare zitto, perché comunque ci sono anche delle pratiche burocratiche di cui io sono totalmente all'oscuro e di cui di certo non vado a barcamenarmi a parlarne perché ne so meno di zero. Però credo che in questo caso sicuramente ci sarà anche una colpa del presidente, ma non è soltanto la sua. Mazzarri io per una mia idea di calcio non l'avrei mai preso, ma ormai c'è che si fa 1,8 milioni all'anno per un ultimo posto, mi fa lacrimare sangue dagli occhi. Andre, hai colto uno dei punti che avrei toccato. Allora, Mazzarri a me sinceramente piaceva a livello di esperienza, ok? Sotto il profilo del gioco non mi faceva impazzire perché l'ultima esperienza che ha avuto a Torino non mi ha fatto entusiasmare, ma tralasciando questo e tralasciando il fatto che ormai il danno è fatto, il problema non è che è stato preso Mazzarri, il problema è che è stato preso un allenatore a 1,8 milioni all'anno, stesso stipendio di Pereiro che non gioca, 1,8 milioni all'anno per 3 anni, quando tu hai appena esonerato Semplici, che era un altro stipendio, e tu Semplici l'hai preso dopo che hai esonerato coso Di Francesco. Cioè. E Di Francesco quanto prendeva? Se non mi sbaglio prendeva 2 milioni. Capite che
c'è uno squilibrio logico tra gli allenatori che si prendono e il contratto che gli si fa. Perché tu hai preso, dopo la terza giornata, Mazzarri, proponendogli un contratto di 3 anni. Fai un contratto annuale con l'opzione per il secondo, perché tanto poi a rinnovare si fa sempre in tempo. Il problema non è l'allenatore, ma la società. Questo presidente sta facendo danni da quando è arrivato. Non mi sento di controbattere, Alessandro. Non mi sento proprio di controbattere. Cioè. Mi trovi molto affine al tuo pensiero. Ciao Manuel. La squadra che abbiamo è frutto di scelte scellerate volute dal presidente. Non hanno logica, un insieme di calciatori o datati o non adatti al gioco dei vari allenatori che abbiamo avuto. Se aspettavate di conoscere parte del mio pensiero, ve l'ha appena detto Asci. Il che si ricollega al fatto che non è del tutto un problema di squadra, non è del tutto un problema di allenatori, ma è del tutto un problema di scelte. Di questo fantomatico progetto di cui tanto ci si riempie la bocca, ma che a conti fatti c'è ben poco. Ho letto che venerdì Giulini è andato a muso duro con i giocatori. Ma a fare cosa? E soprattutto, perché? Perché è andato a muso duro contro i giocatori? Andre, tu dici il mercato di gennaio, ma il mercato di gennaio non fa i miracoli. Non fa i miracoli il mercato di gennaio. Comunque Giulini sta allargando i soci, a gennaio verremo a sapere qualcosa se non prima. Ma non è tanto un fatto di venire a sapere o non venire a sapere, è che qui si sta sempre di più col tempo, sta dimostrando sempre di più che non è in grado di gestire una squadra di calcio. Lo è forse sotto l'aspetto del marketing, in cui, ribadisco ancora, Giulini penso sia un maestro perché ha portato una ventata di aria fresca disumana al nome del Cagliari Calcio. Quello non lo metto in dubbio. Ma io ribadisco un pensiero che ho espresso tante e tante volte, sia su Twitch che su YouTube, ovvero il Cagliari è morto. E mi duole dirlo oggi, 7 novembre, compleanno di mio zio, tifoso del Cagliari, e compleanno di Gigi Riva. Mi duole dirlo, ma il Cagliari, sportivamente parlando, e lo dico da mesi, il Cagliari, sportivamente parlando, è morto. È rimasta la tradizione, la storia, ma il resto è bello che defunto. Vai tranquillo, Manuel, so altre le cose per cui incazzasse. Sono altre. Bello de casa. Un bacione. Un bacione. Sinceramente neanche io mi sento di dare le colpe a Mazzarri, a parte per alcune scelte tattiche in certe partite, però a quanto pare Giulini non intende andarsene con tutti i tifosi contro. Ma perché io non ho visto la partita e ci sono state contestazioni da parte della curva nord. Chiedo, perché non ho visto la partita, non ho seguito assolutamente nulla. Non saprei da dove cominciare, troppa delusione su tutti i fronti. Mi meraviglia la convocazione di Gremio Nazionale o l'hanno convocato nel Burundi? Ci sta come commento, però non mi sento di metterla su questo piano. Nel senso, Cragno è un ottimo portiere, secondo me, ma che sta palesemente riscontrando delle difficoltà quest'anno, ma come d'altronde un po' tutto il Cagliari. È molto forte la delusione che provo nei confronti di Cragno quest'anno, perché il livello di prestazione è veramente imbarazzante. Però arrivare a dire una cosa simile mi sembra un po' esagerato.
L'unica cosa da fare per mandare via Giulini, oppure per avvertirlo che non è lui che comanda, ma siamo noi tifosi, che grazie che noi guadagniamo gli abbonamenti e biglietti. Bisogna protestare. Da chi dovrebbe partire tutto questo? Chiedo. Il mercato di gennaio i miracoli li faceva solo Cellino. È vero, perché Giulini. Cellino a gennaio ha trovato parecchi colpi molto interessanti. Mazzarri si è preso il sicuro, sapeva che con questa rosa era complicata e ha preteso il triennale. Giulino avrebbe dovuto fare un'altra delle sue scelte scellerate, ma è così abbiamo un press. È quello il problema, che in quel caso, stando a quello che dici tu, Mazzarri ha fatto la scelta più giusta. È Giulini che ha fatto la scelta sbagliata. Io è lì che volevo arrivare. Il progetto di cui si parla in realtà è un piano, il piano B di Giulini, spero di no. Auguriamoci che Mazzarri non si dimetta per via dello schifo che vede. Se si dimette, non so se succederà, però se si dimette, prepariamoci già al colpo o il ritorno dei semplici o a Lopez. Raga, guardatevi il calendario del Cagliari, abbiamo sputtanato un sacco di punti in partite interne contro dirette concorrenti. Pensare di fare una trentina di punti nelle gare che restano è utopistico. Ma tralasciando il fatto di pensare o meno all'idea che il Cagliari si potrebbe salvare, che mano a mano che il tempo passa mi sembra che non è manco un pensiero che possa venire in mente a qualcuno. Il problema non è quello, ma che c'è ancora qualcuno che, per carità, rispetto tutte le idee del mondo, ma in questo momento difendere una persona che sta gestendo il Cagliari come lo sta gestendo Giulini, vedere gente che lo difende a spada tratta, mi fa seriamente riflettere. Io non sono mai stato uno di quelli che dice se sei un vero tifoso devi per forza fare questo. Per esempio, sono contro quelli che dicono che se sei un vero tifoso non devi mai protestare, non devi mai parlare male della tua squadra, non devi fare sempre finta che va tutto bene, devi sempre dare supporto ai ragazzi. Non sono di quest'idea, ma non critico nemmeno chi lo fa. E non vado in giro dicendo quelli sono tifosi, quelli non sono tifosi, perché non bisogna mai fare questa cosa. Ognuno è tifoso a proprio modo, ok? Però adesso parlare con una persona che mi difende a spada tratta Giolini mi fa seriamente riflettere su quanto possa avere veramente a cuore il Cagliari. Perlomeno questo è il mio pensiero. Tommy, bello de casa, non ho visto la partita, quindi mi sono perso questa perla. Mi duole, mi duole. Ya faccio, dai. Ora tutte quelle dirette concorrenti le incontreremo in trasferta e in casa ci resteranno tutt'al più le big. Francamente non vedo vie di fughe, a meno di crolli verticali di alcune squadre. Hai detto tutto tu, anche perché poi tra 2 giornate avremo lo scontro diretto con la Salernitana, che mai avrei pensato di fare. Però non so se hai notato, ma in casa le partite vanno meglio. Secondo me Giulini dovrebbe abbassare il prezzo dei biglietti per portare poi i tifosi allo stadio, che ieri era vuoto. Ma perché era vuoto? Io direi anche giustamente. Perché io sinceramente quando vedo questa squadra non mi sento invogliato ad andare allo stadio. Ve lo dico, vi dico questa cosa. Io ho trovato un nuovo lavoro, ok? Da settembre faccio un nuovo lavoro, per chi non lo sapesse, che a conti fatti mi fa guadagnare molti soldi di più rispetto al vecchio lavoro. Però non stiamo parlando di cifre astronomiche, eh? Stiamo parlando comunque di 500-600 euro al mese, che non sono tanti. Però era andato a vedere un attimo, spulciando, vi racconto questo piccolo aneddoto, Tommaso potrà confermare, solo Mondo Calcio.
post live che abbiamo fatto con lui e l'Eccelso, ero andato a controllare i biglietti dell'aereo per Cagliari per andarmi a vedere quella partita. E i prezzi erano più che abbordabili. Però, nonostante io non abbia mai visitato la Sardegna, che il mio sogno sia vedere la Sardegna, vedere il Cagliari nello stadio di casa, perché io l'ho sempre visto in trasferta, io non voglio in alcun modo finanziare questo scempio. Dare il mio tacito assenso a questa merda a me sinceramente non va. Quindi ho volontariamente, contro il mio stesso sogno, deciso di non andare allo stadio, di privarmi della gioia di vedere il Cagliari in casa, perché ho paura di quello che potrebbe succedere e ho paura di spendere soldi inutilmente, anche se inutilmente forse non lo sarebbe veramente, però voglio che la mia prima partita in casa a Cagliari sia una gioia, ma una gioia condivisa con il Cagliari. Spero sia arrivato il mio messaggio. Ciao Alberto, il problema è che la squadra gioca male e Mazzarri non è in grado di dargli un gioco. Contro l'Atalanta non puoi difenderti per 90 minuti. E io ti ripeto Alberto, il problema è dell'allenatore? Io ripeto sempre questa domanda per farvi arrivare secondo me a quello che è il nocciolo del problema. Il problema è il gioco che dà l'allenatore alla squadra? Perché se è così è colpa di 7 allenatori negli ultimi 5 anni. Parliamoci chiaro. Hai fatto bene, Luke. Io infatti, per esempio, non l'ho vista. Ciao Daniele. Per me 100% problema società. Si parla di esonero Mazzari perché sia a Liverani e non si pensa a uno buono come Ballardini. Ballardini non si può prendere perché ha allenato quest'anno il Genoa. Quindi non è assumibile. Ma tanto se va via Mazzarri, se viene esonerato oppure se si licenzia lui, se si rimette, richiameranno Semplici oppure Lopez. Oddio. Giulini è indifendibile, la sua gestione è sotto gli occhi di tutti. Il Cagliari più brutto di tutti i tempi, perlomeno quelli vissuti da me tifoso. E ti dico anche per me, anche per me. I tifosi si sono rotti le palle di questo scempio, ma c'è stata una protesta palese e concreta? Ieri Miro ho cambiato canale, giocavamo da schifo, solo lanci lunghi e tutti in difesa. Non mi stupisce, non mi stupisce. Ciao Miro, non so se ti ricordi me, certo Nico. Comunque ormai io ho perso la voglia di arrabbiarmi e chiedermi perché la squadra vada così nonostante sia buona rispetto ad altre. Tifo Cagliari, che vinca o che perda, pazienza, sempre forza Cagliari, dobbiamo stare vicini ai ragazzi. Io sinceramente non ce la faccio nemmeno a stare vicino così tanto o più di tanto ai ragazzi. Sicuramente non è tutta colpa loro, ma mi viene difficile. Mi viene molto difficile. Ormai sta di fatto che l'unica nota lieta che è rimasta del Cagliari siamo noi. Guardarli fa venire il nervoso, di Ravino una nottata. Fanno bene a non andare allo stadio. Assolutamente. Io vorrei semplicemente che Giulini in un'intervista faccia chiarezza perché c'è molta confusione tra noi tifosi, conoscendolo non penso lo farà, dicendo chiaramente che vuole fa. Mi è piaciuta questa nota romana alla fine che rende molto bene il concetto. Sarebbe gradito. Sarebbe gradito anche perché visto che dopo la partita con il Bologna ci ha tenuto a precisare che il Cagliari ha subito anche dei torti arbitrali come se fosse per colpa di quelli che il Cagliari è ultimo in classifica, però vabbè. Anche io come te non sono sardo, tifoso del Cagliari ma nato a Torino, ti seguo volentieri perché abbiamo questo amore in comune e sei bravissimo. Ti ringrazio Alessio, grazie mille, grazie mille, è sempre bello sentire storie simili alla mia, quindi grazie mille Alessio, mi fa veramente tanto piacere. Ciao Marco!
è da 50, è da 55 cosa? Esonerare Mazzari non serve a niente, sono solo soldi in più per un altro a cui daranno la colpa. Non capite che esonerando tutti questi allenatori stanno deresponsabilizzando i giocatori? Nì, perché molte volte si dà la colpa all'allenatore ingiustamente, anche quando non è del tutto colpa sua. Non credo che si sia troppo deresponsabilizzando i giocatori, ma credo che in questo caso non si divide equamente la parte di colpe, perché non metto in dubbio che sicuramente anche Mazzarri avrà la sua parte di colpe, per quanto ce ne possa avere. I giocatori avranno la loro fetta di colpe, ma quella che ne ha più di tutte è la società. Non ci sono cazzi per me, non esiste. Mi potete dire tutto quello che vi pare, sono d'accordo che in campo scendano i giocatori, ma il contorno è eloquente, perché Keita è un ottimo giocatore, ma è chiaro come il motivo per cui sia venuto a Cagliari è perché non c'era nessuno libero. Keita era tranquillamente pronto a svincolarsi, ma Keita non è un giocatore che può fare al caso del Cagliari, perché non è una prima punta. Il Cagliari ha bisogno di una prima punta, e questo quando succede? Quando non sai orchestrare e creare come si deve un progetto per la società, perché una squadra che ha del raziocinio, che ha un po' di sale in zucca, non va a prendere Keita non si sa quanti milioni all'anno, ti promuove Contini dalla primavera, ti promuove il capocannoniere della primavera 1 e te lo fa giocare, non dico come titolare, ma come prima riserva. Non vai a spendere altri soldi se ti lamenti tanto del Covid, del Covid, del Covid. Perché quanto stai guadagnando dal fatto che Conte stia giocando in prestito a Legnago? Non ci stai guadagnando nulla. Ma Farias che ha sbuffato quando è stato chiamato dalla panchina, ne lo vogliamo parlare. Ciao Francesco, guarda, io non ti so dire nulla perché non l'ho visto. Non ho visto la partita. Qui viviamo di slogan, una squadra, un popolo e bla bla bla, ma nel frattempo facciamo figure di M in ogni stadio perché si perde senza dignità sotto tutti i punti di vista. E io qui sottolineo con l'evidenziatore verde, giallo, arancione, rosa, blu, tutti gli evidenziatori possibili. Mi trovi assolutamente d'accordo. Nandez ci farà ciao ciao. Nandez ci farà ciao ciao e io sono dell'idea che ci sta facendo il favore di rimanere ancora a Cagliari, perché lui ci sta facendo il favore di rimanere ancora a Cagliari. È da 5 anni dall'avvento dello sciagurato Giulini che questa squadra non ha un gioco, un modo di essere squadra. Esempio Cepitelli in 8 anni di Cagliari si è avrà giocato 10 partite intere. Ma tralasciando quello intanto ciao Ale, un bacione. Tralasciando il fatto che Cepitelli abbia giocato sì o no 10 partite intere, ma non credo, sono 5 anni, famo 8, famo da quando è arrivato Giulini, che si parla di tutto e si riceve niente. In una famosa conferenza stampa pre o post derby, adesso non mi ricordo, del signor Claudio Ranieri, il suddetto allenatore si attaccò con un giornalista dicendogli: voi vi state attaccare fumo da pipa, che tradotto, perché magari qualcuno potrebbe non capirlo, significa sostanzialmente attaccarsi al nulla, no? Attaccarsi al niente. Questa è la stessa cosa che ci sta inculcando Giulini, ma non siamo noi che ci stiamo attaccando al fumo della pipa, è Giulini che ci sta vendendo il fumo della pipa. Noi non stiamo ricevendo nulla, non che dovessimo ricevere qualcosa, ma anche solo a livello di identità, di orgoglio di vedere la squadra, la nostra squadra che gioca e scende in campo. Noi non stiamo ricevendo nulla, nulla. Non stiamo ricevendo progetti seri, non stiamo ricevendo sincerità, non stiamo ricevendo onestà.
Non stiamo ricevendo prestazioni che il Cagliari merita di ricevere. Non stiamo ricevendo nulla. Però, nonostante tutto, c'è ancora chi continua e chi osa, perché in questo caso mi viene da dire osa, difendere il presidente. Per far capire quanto il Cagliari funziona male, continuiamo a far entrare in campo Farias che sa già verrà svincolato a gennaio e non un ragazzo della primavera. Io preferisco 1000 volte il secondo che, anche se farà schifo, avrà fatto esperienza, almeno ci proverà con tutto se stesso. Ma no, Nico, ma per i ragazzi della primavera c'è l'Olbia. C'è l'Olbia. Sembra che Giulini lo faccia apposta a fare le scelte più sbagliate possibili. Pare di sì. Pare di sì. Secondo me bisogna far giocare Pereiro titolare sempre, Marin dietro le punte, così lontano dalla porta è sprecato. Ma lo sai che c'è Massimo? Secondo me non è nemmeno tanto un problema di disposizione dei giocatori in campo. Forse è il problema ultimo questo. Il problema è quando tu hai un giocatore come Pereiro che fai costantemente giocare ogni tanto qualche scampolo di partita, ma ti guadagni 1,8 milioni all'anno. Lì c'è un problema. Cagliari, squadra di nome ma non di fatto. Quanto hai ragione, Marco. Si è perso ogni senso di essere squadra, cosa fondamentale per scendere in campo e non dico di vincere, ma almeno di giocare ogni singola gara. Ma nemmeno di giocare ogni singola gara, guarda Marco, perché ci può stare nell'arco di 28 partite di sbagliarne 2, 3. Errare è umano. Se io vedo che c'è l'impegno in tutte le partite, io non dico niente, alzo le mani, perché una delle partite più belle e che io, nonostante avessimo perso, ero la persona più felice del mondo, fu il Cagliari-Napoli 0-1 che perdemmo all'ultimo secondo con la punizione di Milik. Quel Cagliari giocò una partita fantastica, fece quello che doveva fare, ma uscì perdente, ma a testa alta. Io fui fiero di vedere i miei giocatori fare quella partita, perché giocarono una partita perfetta. Sacrificio, impegno, dedizione, io vidi tutto in quella partita. Uscimmo dal campo con 0 punti, ma io ero contento come una Pasqua, ero fiero dei miei ragazzi. Ero fiero. Io questo chiedo. Non chiedo di vincere Champions League, Serie A. Io chiedo che la mia squadra giochi con dignità e che la società che gestisce la mia squadra non mi prenda per il culo. Grazie mille Massimo, grazie. Previas ho letto che si è accordato con la società per rescindere il contratto, a dicembre andrà via. Peccato, peccato. Secondo te se resta Mister Mazzari a gennaio gli danno calciatori che lui richiede potrebbe cambiare qualcosa? No, non credo proprio. Ormai dovrebbe essere impossibile per chiunque difendere Giannini. Ne ha fatte così tante sbagliate in maniera evidente che è impossibile difenderlo. Ti assicuro che non è così impossibile. Così impossibile. Ieri c'era Liverani a seguire la partita. Non credo che nessuno va a vedere la nostra squadra sapendo che l'ambiente è un disastro. Non saprei cosa dirti. Non saprei cosa dirti, Rossano. C'è Joao che vorrebbe rinnovare a vita e quel papà di Giulino non lo vuole rinnovare. Te ne rendi conto, Miro? Chissà cosa ambisce uno così. Non ne ho idea. La partita a cui ti riferisci tu fu la mia prima allo stadio, quel Cagliari-Napoli 0-1? Stavo sentendo oggi che hanno visto Liverani a Cagliari. Se andiamo a spendere altri soldi per un altro allenatore, siamo veramente ridicoli e ci meritiamo ancora di più la retrocessione. Non sono d'accordo con quanto hanno scritto in molti. Ieri perlomeno ci hanno provato. Abbiamo lottato un minimo, anche se c'è da dire che l'Atalanta, se fosse stata un po' cinica, avrebbe potuto fare anche altri 2 gol.
ma non è tanto il problema del risultato. Ripeto, il problema è che tutto l'ambiente societario si rispecchia poi su quella che è la prestazione e fa capire quanto il Cagliari in realtà sia in balia degli eventi. Giulini pensa più alla maglia figa e griffata, ma non ha capito che prima va sudata sul campo. Mai avere lo sponsor Trick e Ballacche, ma una squadra che sputa sangue. Mi rubi le parole di bocca, Francesco. Mi rubi le parole di bocca perché ci fanno passare per traguardi importanti avere Adidas come sponsor tecnico o la Sardegna Arena che cambia nome e si chiama Unipol Domus quando i risultati sul campo credo siano i peggiori di sempre probabilmente. Quindi quando si parla di progetto nuovo stadio mi viene in mente lo Sheriff Tiraspol, quello sia un progetto modello ben riuscito, magari potessimo arrivare a quel livello. Ma a me basterebbe anche essere una squadra, per esempio, come l'Ajax. Sarebbe fantastico. Comunque, questo per far capire com'è l'era Giulini. Il Cagliari più dignitoso ce l'ha dato Rastelli, almeno con lui le partite in casa si vincevano. Ma il Cagliari di Rastelli aveva una sola fortuna, e quella fortuna si chiamava Marco Borriello. Purtroppo siamo diventati un ospizio e quest'anno i segnali negativi sono ancora molti di più dell'anno scorso e diventeranno sempre di più. Se sono demotivati i calciatori, figurati noi tifosi, si deve partire da zero, magari anche dalla B. Ma credo che a questo punto la Serie B sia la cosa più scontata. Eh, però quello che io non riesco a capire, e me lo sto chiedendo, non mi pare qualcuno abbia risposto. C'è stata una contestazione concreta e palese da parte della tifoseria organizzata? Perché io fino adesso non ho visto nulla, nessun tipo di protesta, nessuna protesta organizzata da noi tifosi, assolutamente nulla di nulla. Ho saputo che ieri non c'era. Ho saputo che ieri non c'era. Ciao Checco, buonasera. Quindi è stato indetto già prima dell'Atalanta o dopo questo sciopero? Mi dispiace, mi dispiace, mi dispiace. Lo fanno, lo fanno. Se si arriva a rimpiangere i cittadini, immaginiamoci come siamo messi. Sono anni che serve una regia nel gioco e si fa finta di non vedere. È il meno, secondo me, è il meno. Fai bene, Manuel. Fai benissimo. Quello che dico io da mesi, Roberto. Quello che dico io da mesi. Tralasciando che a me Tramoni al Cagliari non ha mai entusiasmato e col Brescia non l'ho visto. Mm, Sento molto parlare del fratello più che di Matteo. Però tralasciando questo, è la gestione dei giovani che lascia un po' con la bocca amara. Hai già parlato dello scazzo Giulini in squadra? No, Salvatore, non ne ho parlato, ma perché credo sia un argomento marginale. Perché credo che lo scazzo Giulini in squadra equivalga tipo a io che lascio il pollo dentro al forno per 5 ore e poi mi incazzo con il forno se il pollo è bruciato. Spero che la similitudine, che il paragone sia arrivato.
Io la vedo grigia anche oltre alla retrocessione, ma ti rendi conto del casino che sarà vendere praticamente tutta la squadra? Alcuni dovremmo addirittura svenderli. È così, è così. Si sa a cosa si va incontro. Si sa. È ovvio. Un giocatore come Rog manca sempre. Giulini ricorda la regina dei cuori di Alice e prese via. Ogni tanto salta alla testa di tutti tranne che la sua. Esatto. Esatto. Delle volte sono invidioso nel senso buono delle squadre tipo l'Atalanta, Fiorentina e oggi Verona, ma porca miseria solo il Cagliari non ha progetti seri. Il Cagliari mi sta facendo vergognare. Welcome to my world. Quando avevamo Despota of Vean, cosa ha fatto Giunini? Li ha svenduti, non ha creduto in loro come fa con molti giovani. Questo presidente non capisce nulla di calcio e non gli frega nulla dei tifosi. No, gli frega dei tifosi, ma solo sotto il lato economico. Solo sotto il lato economico. Intanto Simeone continua a segnare, chiediamo scusa a Miro. Ma non bisogna il fatto che io abbia sempre detto che Simeone sia migliore di Pavoletti non significa che io sia lungimirante, perché vi ho sempre detto come Pavoletti sia un attaccante limitato e molte volte sono stato attaccato, non capisco per quale motivo, quando penso sia palese che sia così. Il problema è che molti adesso stanno incominciando a diventare vedove di Simeone quando era lui il primo a non voler rimanere a Cagliari. Ed è giusto che sia stato ceduto perché anche fosse rimasto a Cagliari non avrebbe fatto quello che sta facendo adesso al Verona, perché ha trovato tutt'altro ambiente, ha trovato aria fresca, a Cagliari non ci voleva rimanere, col mio sommo dispiacere perché secondo me aveva tutte le carte in regola per poter fare bene, però ha scelto che doveva andare via ed è giusto così. Ma la Roma che perde contro il Venezia, da poco in una chat ho detto che la Roma per me arriva decima e mi sono arrivati un sacco di insulti. Ma tutto potrebbe essere come potrebbe essere che da ora in poi la Roma comincia a macinare i risultati e a vincere lo scudetto. Non lo sappiamo. Non lo sappiamo. Attaccare adesso è inutile. Se retrocederemo, una cosa che mi preoccupa è il portiere, perché a questo punto uno come Cranio andrà via di sicuro e può darsi che il vicario scelga di restare con l'Empoli qualora lo volesse riscattare. Probabile. E ti rispondo con un ci starebbe bene. Ci starebbe bene a noi. Perché abbiamo deciso di tenere Cranio nel momento più propenso in cui potevamo tranquillamente venderlo, ovvero quest'estate. Però non sono arrivate offerte concrete per Cranio, purtroppo. Buonasera Monelito. Ma Conti e Costo che ruolo hanno? Troppo silenzio. Purtroppo il presidente è furbo. Purtroppo il presidente è molto furbo. Mettiamo che per un miracolo divino il Cagliari si salva. Ok, loro pensano che saremmo contenti? Io vorrei comunque vendere 3/4 di squadra. No! No, perché se il Cagliari si salva, loro spacceranno questa come l'impresa storica tipo 2007-2008, il che potrebbe tranquillamente essere, però lo daranno come abbiamo fatto quello che andava fatto e quindi dobbiamo tutti festeggiare e essere contenti. E la situazione non cambierà mai, sarà sempre così. Ve lo dico. Ormai bisogna entrare in quest'ottica. Perché Paoletti è un attaccante dietro per mio cugino. Così si spaccia. Ciao Matte, un bacione. Le palle di ste salvezze e per di più risicate. Esatto. Ma per forza. Dopo che tu tratti i giocatori così ti sta bene.
Ciao Ale. Giolini che cosa ha in mente? Sarebbe bello saperlo, Riccardo. Sarebbe molto molto bello. Molti se ne vanno perché vengono insultati allo stadio oppure sui social, perché magari fanno un paio di partite brutte e vieni subito criticato. Sicuramente questo è un altro aspetto che andrebbe cambiato, perché forse siamo noi che abbiamo delle pretese elevate, anche se non riesco a capire in quale modo, perché io alla fine l'unica cosa che chiedo è che tu onori la maglia. Poi è chiaro che se sei scarso, io te lo dico che sei scarso, non è che mi posso nascondere dietro a un dito. Però non credo che quello sia il problema principale, perché se no non potrebbero giocare da nessuna parte, dovrebbero cambiare lavoro. Giocatori che a Cagliari non vogliono venire o non ci vogliono rimanere, le domande bisogna farsele, l'ambiente puzza e l'odore arriva da lontano, arriva lontano. Come si dice Asci, il pesce, il pesce comincia a puzzare sempre dalla testa. Sembra strano da dire, ma sembra strano, ma l'unico giocatore che non ha la maglia è un giocatore che vuole andare via e andrà via, cioè Nandez, fa riflettere. E per quello che io dico che Nandez ci sta facendo il favore di rimanere. Lui a fare quello che stava facendo quest'estate faceva solo bene, altro che mercenario. Faceva solo bene. Bene. Io comunque spero nella retrocessione, così fai la squadra da zero e magari il pelato vende la società. Preferisco farmi qualche anno in B piuttosto che vedere questa squadra. Il problema è che correresti il rischio di fare quello che stai facendo quest'anno in A, di farlo anche in B. Non mi sento di escludere questa opzione. Così come ci siamo meritati di perdere Racia. Racia ha fatto tutto il bene del mondo ad andare all'Anversa. Per la prima volta in tanti anni non vedo un Cagliari in grado di salvarsi. Io, Manuelito, ti rispondo dicendo che per la prima volta in tanti anni non vedo un Cagliari. Secondo me, lo ripeto, il Cagliari è morto. Anni fa, cioè anni fa, il Cagliari è morto. È rimasta la tradizione, la storia, ma il Cagliari, sportivamente parlando, è morto. Segnalo, noi se torniamo in B facciamo come sta facendo il Parma adesso, metà classifica di Serie B. Scordatevi di risalire un anno come l'altra volta. Probabilissimo. Probabilissimo, Nicola, anche perché si è alzato di gran lunga a livello della Serie B. Si è alzato veramente tantissimo. Sembrerà strano. Ah, questo l'avevo già letto. Anche Joao. Sì. Però con la differenza che Joao è una bandiera. Joao è una bandiera. Grazie, Ale. Allora vuol dire che qualcosa con un minimo di senso, allora la dico. Joao Capitano è l'unica cosa che vale la pena vedere di questo periodo. Qualora si scende in B, bisognerà valutare lo stato societario, nonostante il paracature il crollo economico sarebbe verticale. Il Chievo con Campedelli pareva solidissimo. Dove sta ora? Ma il problema del Chievo non è stato tanto un problema economico quanto un problema giudiziario. È fallito per quello, non per il problema economico, perché era in ottima salute Campedelli a livello economico. Comunque sì, bisognerà comunque guardare con un occhio di riguardo le finanze del Cagliari. Comunque io non so chi fosse interessato, io la butto lì. Se qualcuno vuole venire qua direttamente in live a parlare, io giro il link. Chi vuole parlare faccia a faccia può venire.
Ci mancherebbe Miro, ma poi ormai siamo arrivati ad un punto che parlano i fatti per Giolini e lo incriminano di brutto. Te, te. Lo incriminano giusto un pochino. Secondo te perché Semplici e Mazzarri stanno mettendo De Jong titolare? Non ne ho idea. Più che altro mi viene da chiedere perché De Jong gioca titolare e il titolare e colui che era il capocannoniere della Primavera 1 è stato ceduto in prestito. Non capisco. Chi compreresti a gennaio? Un presidente. Un presidente. Povero Joao, gli voglio bene ma non ce lo meritiamo. Spero per lui se ne vada, magari in qualche buona squadra all'estero, così almeno non soffro e soffriamo a vedercelo contro. Diciamo che si merita altri palcoscenici Joao, assolutamente, come si merita Nandez. Si può entrare anche dal telefono? No, si può entrare anche dal telefono, assolutamente. Basta che clicchi il link e puoi entrare tranquillamente. E ci facciamo una bella chiacchierata faccia a faccia. Così al posto dei soliti commenti è aperto a chiunque, chi vuole entrare ha pubblicato il link, si chiacchiera faccia a faccia. Secondo me De Jong lo sta mettendo perché nonostante tutto è l'unico che ci mette un po' di impegno, ma credo che nonostante tutto sia l'unico in rosa, credo sia l'unico sardo, no c'è Carboni pure, che ti fa Cagliari, quindi l'impegno a De Jong io glielo do per scontato, però non devo essere sincero, non ho mai visto da parte di De Jong delle prestazioni che secondo me lo giustificano dall'essere titolare. Poi non so voi, però. Poi questo non me lo fa vedere qua, però rispondo io Riccardo per ordine di Giolini perché è un accozzato, è l'unico giovane che abbiamo e lo abbiamo tenuto. Ah sì, perché c'è anche una questione comunque che riguarda di costruire una rosa con dei giocatori cresciuti nel vivaio. De Jong al momento corre, ma se parliamo di calcio può essere un'onesta riserva. Sì. No, ma hai fatto bene, ma è l'unica spiegazione ragionevole. È certo che devo parlare con lo schermo nero, scusa, Nico. Certo, webcam accesa. È l'unica cosa che chiedo, dai. Almeno mi fasse vedere in faccia. Perché poi pare brutto che parlo con uno che non c'ha volto. Così vi vedo pure. Vedo le facce che ci sono dietro a chi commenta. Secondo me dobbiamo ringraziare Dio che abbiamo in squadra uno come Joao Pedro che tra l'altro senza di lui saremmo retrocessi anche in tempi non sospetti. Verissimo, come vale la stessa cosa per Pavoletti a suo tempo. Purtroppo mi sbagliai e ammetto pubblicamente ancora l'errore che feci tempo fa dicendo che Pavoletti non è stato utile alla salvezza, lo fu e come, e lo è stato ciò anche in tempi, come hai detto tu, non sospetti, anche se forse leggermente sospetti lo erano. Tanto scusate se parlo un po' male, ma c'ho la narice attappata. Oh ragazzi, chi vuole entrare entri, mi farebbe molto piacere. Anche se è novembre e sto sudando. Maledizione.
Comunque non so voi, ma io mi terrei stretti anche Marin, Keita e Carboni. Ma ti terresti stretto in che senso? Per un'eventuale retrocessione? Perché Carboni rimarrebbe pure, secondo me. Marin già sono un po' più dubbioso, su Keita sono abbastanza convinto che non, non giocherà, cioè non scende con noi. Quando la prossima live, sempre nel Cagliari, in cui fai entrare, magari la mattina riesci a farle? Calcola che con questo lavoro che sto facendo adesso sto fuori dalle 6:30 del mattino fino alle 4 del pomeriggio, 4, 4 e mezza, facciamo 5, e poi dalle 5 alle 7 ho tutti i giorni scuola guida. Quindi ho i giorni praticamente sempre, sempre, sempre impegnati. Non ho tempo. L'unico tempo che mi riesco a ritagliare è la sera e raramente ci riesco perché torno a casa distrutto, quindi la mattina non ce la faccio. Grazie Manu, tranquillo Ale, non ti preoccupare. Sì, alla veneranda età di 25 anni sono finalmente riuscito a iscrivermi a scuola guida. Finalmente ci sono riuscito. Sì, sto prendendo la patente. Yes. Strottman, pacco clamoroso? Assolutamente sì. Assolutamente sì, Alessio. Assolutamente sì. Io più che pacco oserei dire un'inculata clamorosa. Anche se retrocediamo e probabilmente andrebbero via, però a me piacerebbe averli in squadra perché assieme a Joao Hernandez ci sono gli unici validi da rimanere in squadra. Però in B non rimarranno. Marin secondo me ha le potenzialità per essere un ottimo trequartista, quando va in ripartenza ed è fortissimo ed è bravo nel tiro e negli assist. Ma Marin c'ha una visione dell'ultimo passaggio che è bestiale. C'ha una precisione per gli assist che secondo me è veramente bestiale. Mi stai facendo sentire meno in ritardo me che ne ho 19. Mazza, 19 anni e te senti in ritardo. Ma va. Da John Strottman, sì, praticamente sì. Praticamente sì. Sì, sono fidanzato. Da ormai 8 anni, quasi. Nel 2022 sono 8 anni. Che lavoro fai se ti va di dirlo, ovviamente? Non c'è nessun problema, ci mancherebbe. Lavoro con i pulmini scolastici, sono un assistente, sostanzialmente devo far star buoni i bambini, che sono bambini rom. Questo è il mio lavoro, quindi lavoro in tutto l'orario scolastico sostanzialmente. Strootman ancora un po' raggiunge i livelli di Asamoah dell'anno scorso, anche se c'è da dire che Strootman risente di un infortunio da quel che so, e inoltre secondo me è fuori ruolo, non è regista. Si può giustificarla come si vuole, ma rimane un'inculata bestiale Strootman. Tranquillo, mi ero presi la patente a 30 anni. Ma non è mai tardi per prendere la patente. Poi la soddisfazione è potersela pagare tutta da solo, che è quello che sto facendo io. Ed è quello che mi dà parecchia soddisfazione. Il fatto che me la stia pagando tutta da solo. Per la prima volta nella mia vita, da anni a questa parte, sto diventando autonomo. Questa è una bestemmia, però, Ale. Questa è una bestemmia. Esatto, ce l'ho qui. Ma io se riesco voglio cambiare tutta questa parte dietro e metterci qualcosa di inerente al Cagliari.
se riesco. Volevo sentire una cosa che sembrerà far ridere, ma per me è oggettiva. Di Gennaro è il miglior regista che abbiamo avuto da quando siamo tornati in A. Quindi meglio di Strottman, Cigaria e compagnia bella. Cigarini e compagnia bella. Probabile. Probabile. Io tra l'altro di Gennaro amavo alla follia il suo sinistro. Caceres, lasciamo perdere che tolto quel gol a culo con la Samp, ha fatto più danni da grandine. So soddisfazione, Asci, so veramente soddisfazioni. Allora, per rimediare, anche se sono ruoli diversi, vabbè, ma quello è ovvio, dai, è ovvio. Avvistato Liverani a Cagliari. Vedremo quello che succederà, ma non credo. Non credo. Strottman è in fase calante, ha esperienza enorme, ma lì in mezzo ci vuole un gladiatore, uno alla Gattuso per capirci. Poi con i soldi un vero regista. Il problema è che Strottman potrebbe fare questo, potrebbe essere quel giocatore rozzo di interdizione che ti fa il medianaccio. Lo potrebbe fare. Secondo me lo potrebbe fare. Io lì a destra veramente rimpiango Padoin. Voi ci ridete, ma lì a destra io rimpiango Padoin. Anzi, forse con Bellanova no, perché Bellanova mi piace. Bel giovane. Forse è acerbo ancora, ma secondo me è molto promettente. Però per quanto riguarda l'esperienza, rimpiango Padoin. Sì, sì. Io me lo ricordo a destra. Io me lo ricordo a destra, oddio. Che ho detto una cazzata perché io me lo ricordo a destra. Non so che c'ha Bellanova in più rispetto a Zappa, però mi convince di più. Mi convince molto di più. Io rimpiango Luca Pellegrini. Il primo Luca Pellegrini, perché il secondo no, il secondo no. Il primo sì. Vero, vero, verissimo, verissimo, verissimo. No, ma forse inganna me, Cioè, io ho una memoria orribile, quindi può essere che mi sbaglio io. Ah, ok. Ok. Ok, adesso si spiega. Ecco, per esempio, Serna era un altro che nonostante l'età, nonostante tutto, gliela mollava. Poi Porello arrivava sul finire della partita che c'ha la lingua de fuori perché giustamente per l'età che c'aveva faceva delle prestazioni disumane. Zappa lo avevamo preso solo perché segnava col Pescara. Anche lui si è rivelato essere un pacco, nonostante almeno l'anno scorso giocava come Dio comanda. Secondo me Zappa non è un pacco, semplicemente non è un terzino. Serna tanta roba. Secondo me è anche una questione di modulo oppure non c'entra proprio nulla.
Nì. Più che di modulo sono gli interpreti. Perché con i giocatori che abbiamo attualmente in rosa è difficile crearci un modulo. Perché è una cozzaglia di giocatori che fanno quasi tutti la stessa cosa. Ed è poco amalgamabile, secondo me. È anche un problema di rosa, ma non è... cioè, è anche un problema di modulo barra rosa, ma non è quello il problema principale. Ma non è così vero, perché ho visto passare per la Juventus certi nomi tipo Krasic, Elia, Diego, Amauri, che magari potevano essere anche buoni, ma che non hanno minimamente reso. Pepe. Se il giocatore che ci servirebbe al posto di Strootman, Daniele Conti. Capitano mio capitano. Capitano mio capitano. Quanto lo rimpiango. Anche a me. Non pensavo, ma mi piace veramente tanto. Esatto, Manu. Esatto. E non è la prima volta che succede. È quello il fatto. Perché non è la prima volta che la squadra viene allestita male in estate e rimpilzata ancora peggio d'inverno. La vogliamo mettere così? Amauri io me lo ricordavo forte solo al Palermo. Poi dopo il Palermo io ho un vuoto su Amauri. Amauri, come cazzo voleva chiamare? Lui. Mamma mia, ragazzi, male male. Io intanto, per chi vuole partecipare, ripubblico il link. Qualcuno ha notizie di Capozucca? Non ne ho idea. Bisognava tenere i conti. Farias non c'entra nulla con questo Cagliari, ma meno male che se ne va a dicembre. Io ve lo dico sinceramente, sono dispiaciuto che in realtà Farias vada via, perché l'ho sempre reputato un giocatore con enorme potenziale, che potrebbe fare molto molto bene, ma che purtroppo non vuole rimanere a Cagliari. E in questo caso la cosa più logica che bisogna fare è quello di cederlo. Faragò sta rientrando da un infortunio, oppure semplicemente è stato messo fuori rosa. Ed era anche ora. Era anche ora. Perché non è mai stato un giocatore. Non lo è mai stato. Ma mai, mai, mai. Paragon, un altro giocatore che non si capisce come ha fatto arrivare a Cagliari. Cioè il motivo per cui è stato preso. Boh, non si sa. Non lo sapremo mai. Non lo sapremo mai, perché siamo intelligenti noi. Noi facciamo le cose come vanno fatte, quindi andiamo a prendere giocatori inutili. C'è questo Faragò che viene dal Novara. Prendiamolo.
Farias è da 4-3 davanti a sinistra sull'ala, assolutamente. Nel 5-3-2 o nel 4-4-2 è un pesce fuor d'acqua. Sì, ma Farias è quel classico attaccante che tu metti negli ultimi 20 minuti della partita per creare scompiglio là davanti. Per come la vedo io. Io sino a gennaio metterei Oliva al posto di Strootman. Sinceramente anch'io. Tanto Strootman non lo stiamo pagando noi, quindi. Miro, comunque a quest'ora i miei si stanno per addormentare perché arrivano stremati da lavoro e si svegliano alle 4 del mattino, quindi purtroppo non posso entrare in live. Appena avrò la patente me ne andrò da qualche parte in macchina in modo che non mi senta nessuno ed entrerò. Va bene Nico, non ti preoccupare. Oliva, Pereiro, Valukiewicz, ma perché sono al Cagliari soldi buttati visto che non giocano? Seter, Faragò, ce ne sono infiniti di nomi da dire che sono soldi buttati perché non giocano. Lo stesso Despodov. Ce ne sono troppi. Non sono presentabile, perdono. Oggi giorno di riposo e sono pigiamata da stamattina. Ma scherzi, Ashi, ma ci mancherebbe. Chi vuole è tranquillamente libero di partecipare. Però non c'è problema. Non voglio svegliarli sclerando su Farias. No, ci mancherebbe, Nico. Anche perché già sono tornati stanchi. Poi se li svegli parlando di Farias aumenterebbe il trauma. Evitiamo che è meglio. No, vabbè, ci mancherebbe, per carità. Lungi da me svegliarli, rovinare qualsiasi cosa. Ci mancherebbe. Comunque ragazzi, io non lo faccio mai. Però vedete il banner qua sotto? Cliccando in descrizione trovate tutti i link per seguirmi anche su Telegram, che non sto più pubblicando nulla su Telegram, quindi è inutile, però su Instagram invece sono decisamente molto più attivo. E dove tra l'altro ho raggiunto un mio piccolo obiettivo, che era quello di ottenere un'intervista. Cioè, mi è sempre piaciuta l'idea di essere intervistato e qualcuno mi ha intervistato. Piccoli obiettivi. Poi per chi è un fedelissimo del mio canale, purtroppo per quest'anno, per chi non lo sapesse, tra 4 giorni è il mio compleanno. Io sono nato l'11 novembre e l'11 novembre ricorre anche l'anniversario della morte di Gabriele Sandri, che è stato sempre un video che ho fatto e a cui ho sempre tenuto. Quest'anno non uscirà nulla, o meglio, uscirà un video in cui sostanzialmente ripubblicherò quello che ho pubblicato lo scorso anno, perché penso sia il video migliore su Gabriele che abbia mai fatto. Quindi purtroppo per causa tempistica limitata non posso fare granché. Mio padre è anche tifoso. Ok. Quindi perfetto. Anche lui comunque come te era uno che amava Simeone, ora sta andando benissimo e lo rinfaccia perché invece a me per l'ultimo anno non mi faceva impazzire. Vabbè, quelli sono gusti, però ho sempre pensato che Simeone fosse una spanna sopra a Pavoletti a livello di qualità totale. Totale. Ragazzi, secondo me il video dell'anno scorso è su Gabriele, penso sia veramente fantastico, bellissimo. Quindi reposterò quello
Non lo so, non lo so se repostarlo o meno. Poi vedrò, perché repostare un video così in toto mi pare brutto. Continuerai con le live qui sul tubo anche prossimamente? Ricordo che ti eri spostato su Twitch. Sinceramente non saprei, Ashi. Sinceramente non saprei. Dovrei vedere, perché in realtà io vorrei fare le live soltanto su Twitch, perché penso che sia uno strumento decisamente migliore per fare le live rispetto a YouTube. Non lo so, non lo so. Devo sondarla meglio questa cosa. Intanto un bacione, Pietro. Ciao, bello de casa. Come va? Tutto a posto, tutto a posto. Ma un bello che scambiato con Pavoletti a gennaio ti gasa? Mi caserebbe vedere Pavoletti via da Cagliari. Mi caserebbe vederlo via da Cagliari, sì. Un'altra cosa che mi ha lasciato perplesso da quando si è iniziato a trattare il Ninja e poi ad ingaggiarlo anni ormai, non si è più trattato un vero trequartista, perché in realtà noi il trequartista ce l'avremmo in rosa, ovvero Marigosu, ma l'abbiamo dato in prestito al Grosseto. Comunque, ora a che stai giocando ancora in FIFA? Io l'ho mollato quest'anno. Diciamo che il tempo per giocare è estremamente ridotto. Ho toccato oggi la Play dopo mesi probabilmente che non la toccavo e mi sono fatto una partita a Rocket League e se devo giocare gioco a PES 2022, mi rifiuto di chiamarlo eFootball, a PES 2022 perché non lo so, mi ci sto trovando inaspettatamente bene. Buonasera Fede, grazie, ogni tanto torno. No, ho la Play 4. Ho la Play 4. Tanto scusate che vado a controllare anche il fantacalcio, se sto vincendo o meno. Simeone è il classico buon giocatore che pur non essendo un fenomeno si fa sempre apprezzare per la dedizione al lavoro. Difficilmente un allenatore si priverebbe di uno così. Infatti è andato via perché lui non voleva rimanere. Ok, ho vinto la giornata. Credo di aver vinto la giornata. Ho fatto 72, il mio avversario ha fatto 58, però non gli ha giocato un giocatore, dovrebbe fare 64. Io vado mi sa, faccio 77 e mezzo, quindi ho vinto. Dai. Il Bilbao. È il Bilbao. Comunque, non è tanto il fatto che io voglio che la squadra sia composta tutta da sardi. Sarebbe anche bello, ma non è tanto quello. È semplicemente avere una squadra degna di essere definita tale. E sfruttare i giovani, perché se no è inutile avere un settore giovanile. Dai, che mo la butta dentro. Sì, sto ancora giocando, molto di rado, però ci sto giocando. Principalmente Rocket League e PES 2022. Ciao Ashi, grazie mille, alla prossima. Un bacione e buonanotte. Farias campione trattato come un pacco postale, arrivato a Cagliari nel pieno della sua maturità, fatto giocare come sapeva, non gli è stato insegnato nulla, aveva delle potenzialità pazzesche. Mi trovi d'accordo Virgilio, però è chiaro come lui non voglia rimanere a Cagliari ed è giusto che vada via. Ciao Tommaso, lo so, ma a questo punto credo che sia la retrocessione sia giusta, cioè non
ogni tanto retrocedere fa bene. C'era un certo De sì. Ah, quindi pure un mezzo parente c'avevi. Grazie mille Ale, grazie mille. Vedrò se farle o meno, dai. Perché purtroppo torno stanco, torno veramente stanco. Il problema sono tutte le figurine che Giannini compra ogni anno. Strootman, Godin, Caceres, si parla di un progetto in crescita, ma in 8 anni di dirigenza fa sempre gli stessi errori. Esattamente. Per quello io dico, il problema è l'allenatore? Non credo. Non credo proprio. Ragazzo credo sia tornato all'Olbia, Tommaso. Credo sia tornato all'Olbia. A presto Ale, buonanotte. Ma a me ha voglia ancora patente, io ancora devo fare la teoria. Ho cominciato a settembre/ottobre le lezioni, quindi ha voglia ancora, ne deve passare acqua sotto i ponti. Il problema non è tanto la teoria, poi è la pratica. È la pratica il vero problema. Però speriamo di poterci parlare e confrontare da patentati. Non saprei dirti, a me non ha mai entusiasmato, ragazzo, non lo vedo come un problema il fatto che sia andato all'Olbia. Ah, perfetto, perfetto. Le si lasciò poi per fare il medico, se non ricordo male. Giocò qualche volta negli anni seguenti allo scudetto. Vedi quante cose si imparano. Io sta cosa, per esempio, non la sapevo. Ma proprio zero. Comunque, ragazzi, a questo punto vado anche io. Che domani la sveglia alle 5 non sarà clemente con me. Quindi io vi ringrazio per aver partecipato a questa live. Probabilmente potrei farne altre in settimana, visto che non ci sarà il campionato. E per la prima volta mi viene da dire meno male. Vi mando un bacione. Sempre forza Cagliari, a prescindere da tutto, da qualsiasi cosa, dai presidenti, dai giocatori, dallo sponsor tecnico, da qualsiasi cosa, sempre forza Cagliari, perché noi siamo il Cagliari e ci vediamo alla prossima. Belli regà.